Volevamo chiedere al Presidente Zaia se lui ha mai provato a telefonare al CUP e prenotare una visita o una prestazione qualsiasi. Si sono presi del tempo e hanno raccolto alcuni dati, i cittadini dell'associazione Padova Bene Comune. Sulle liste d'attesa i fatti sono molto diversi, puntualizzano, rispetto a quanto diffuso in modo ufficiale dal Presidente del Veneto Luca Zaia. Ribadisco, provi a telefonare al CUP per qualsiasi visita e poi vediamo se è vero che trova una risposta alla sua richiesta in tempi medio-brevi. Noi abbiamo fatto tutta una serie di verifiche minime. Una visita diabetologica all'ospedale di Padova, all'ospedale ai Colli, non la fai prima del giugno-luglio 2026. Le visite oculistiche andiamo 2026-2027, spesso non prenotabili, ti dico richiami. La visita chirurgica plastica per rimozione di neoformazioni cutanee non prenotabili. Visite dermatologiche non prenotabili. Così per un'ecografia tiroidea non prenotabile, per un intervento di cataratta si va al 2026-2027, per un'ernia inguinale al 2027-2028. Una cittadina addirittura si trova in questa situazione. Abbiamo una nostra amica che dal 2018 ha un'impegnativa rossa fatta dal medico di famiglia per un intervento al naso e turbinate perché non respira bene. Ogni anno sistematicamente la chiama dal CUP, questo è l'URSS di Padova, la chiama chiedendo se lei vuole rimanere sempre in nota oppure se è risolto il problema. Probabilmente vogliono verificare, uno, se è viva, due, se magari è andata dal privato, tre, oppure magari per un miracolo è guarita. Nel 2024 lo Stato ha assegnato alla Regione Veneto 40 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa. Da Padova Bene Comune una richiesta alla sanità regionale. Nel 2024 la Regione Veneto investe 40 milioni di euro. Allora è possibile sapere, uno, chi ha fatto le visite, chi ha preso i soldi, quante visite ti sono state fatte, che tipologia di visite, cardiologica, ginecologica, dermatologica, in modo che abbiamo, almeno ci dia il report per l'URSS 6 di Padova, capire quanti soldi di questi 40 milioni sono stati fatti e cosa, ed in effetti se veramente questo ha ridotto le liste d'attesa oppure c'è qualcosa che non funziona in tutto questo.